Il Pandoro è uno dei dolci tipici del Natale, che nasce a Verona nel 1894. La notte della vigilia le donne venete facevano la levà, un impasto di farina, silenzio. latte e lieviti. Posso proseguire? Prego. Da lì Domenico Melegatti è partito aggiungendo burro, uova e 36 ore di lavorazione, 10 di lievitazione. Un garzone di fronte alla prima fetta del nuovo dolce disse: «Lei è proprio un pan de oro». Nacque così il tipico Pandoro Melegatti, fatto con lievito naturale e senza aromi artificiali. Purtroppo però il 29 maggio scorso, con la dichiarazione di fallimento della ditta, erano a rischio i posti di lavoro, lo storico marchio e l'antico lievito madre. Ma grazie alla passione di due dipendenti dell'azienda, Matteo Peraro e Davide Stropazzoni, il lievito madre, che necessita di essere nutrito ogni giorno per sopravvivere, è stato salvato. Tutto ciò senza ricevere alcun stipendio o rimborso. Recentemente lo storico marchio è stato quindi acquistato da un imprenditore vicentino con un investimento di oltre 13 milioni di euro. Tutto ciò ha permesso all'azienda di ripartire. Il 21 novembre scorso sono stati riaccesi i forni e sono stati prodotti oltre 500.000 pandori. Ora l'azienda ha 35 dipendenti, di cui 26 storici, con un accordo sindacale che ha saputo salvaguardare l'esperienza e la competenza dei lavoratori. Tra questi ci sono anche i due angeli, Matteo e Davide, che hanno conservato il lievito madre del Pan de Oro Melegatti. A quei due instancabili lavoratori veronesi e all'imprenditore vicentino nuovo titolare va il nostro grande ringraziamento per averci creduto nonostante le 1000 difficoltà, salvando un grande simbolo e prodotto della nostra tradizione industriale alimentare veneta. Questo è il Veneto che lavora, produce e sa anche rialzarsi. Grazie.